Oggi si celebra San Luigi IX. Il nome Luigi ha origine tedesca e significa glorioso combattente. 25 agosto in Uruguay è la giornata dell'indipendenza ottenuta dal Brasile nel lontano 1828. I festeggiamenti iniziano la notte del 24 agosto con la festa notturna più importante dell'Uruguay, chiamata la Noche della Nostalgia, ossia la celebrazione della nostalgia, il ricordo di un passato migliore, e continuano fino al 25 agosto. Assieme a Natale e Capodanno, quando in questo emisfero inizia la stagione estiva, questa celebrazione raccoglie tantissima gente e si caratterizza per coinvolgere tutte le età, soprattutto i più adulti, i quali chiaramente incarnano alla perfezione lo spirito originale, ricordando i vecchi successi. Al cospetto del Senato veneziano, lo scienziato Galileo Galilei mostra il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia. È il 25 agosto del 1609. In realtà esistevano altri telescopi di fabbricazione olandese che Galileo aveva perfezionato notevolmente, cercando di aumentarne la capacità di ingrandimento. La vera rivoluzione in realtà sta nel suo primo utilizzo astronomico, che consente a Galileo di fare scoperte scientifiche importanti, dai paesaggi della Luna ai satelliti di Giove, fino alle macchie solari. Ma sapreste dire quanto è lontano l'orizzonte? Prima di tutto dipende da dove ci si trova. A livello del mare dista circa 5 km, ma dalla cima dell'Everest la distanza diventa di 335 km. L'orizzonte infatti non è un limite preciso, è definito come il punto fino a dove riusciamo a vedere, perché poi la curvatura della Terra ce lo impedisce. Pianeti più piccoli della Terra hanno orizzonti più vicini a chi li osserva. Pensate al Piccolo Principe che nel suo mondo riusciva a vedere tantissime volte il tramonto semplicemente camminando. Buon inizio settimana ai 12. Oggi la settimana è inaugurata da una romantica luna in Vergine che tenta un po' di far pace con le asperità saturnine. Cosa significherà questo? Scopriamolo insieme. Ariete. Proprio Saturno comincia a creare un'opposizione alla Luna agli ultimi gradi della Vergine. Questo comporterà per voi un maggiore bisogno di attenzione, di tenere conto anche delle emozioni, anche nelle dimensioni lavorative dove si esige una certa spietatezza. Toro, per voi la Luna è particolarmente indirizzante e suggeritrice di tante nuove direzioni che al lavoro potete valutare. Anche il comfort, la stabilità e la sicurezza saranno i temi dominanti di questa giornata. Gemelli, per voi la Luna è nettamente in contrasto ed esige una tempistica che proprio in questo momento non siete disposti ad accettare. Potrete e dovrete comunque operare in maniera tale da sentirvi un pochino più preoccupati del fatto che le scadenze adesso cominciano a incombere, ma voi avete già pronti i piani di riserva che vi permetteranno di ovviare alla situazione. Cancro, per voi la Luna è decisamente molto incoraggiante proprio perché fa da sostegno, fa da comunicazione, e Giove e Venere presenti nei vostri gradi ricevono più morbidamente le disposizioni della Luna un po' più ambiziosa che vuole portarvi più là. Marte in quadratura vi pungola un po', ma voi non avete proprio voglia di litigare e lascerete con morbidezza che tutto segua la sua fase fisiologica. Leone, voi a differenza invece non ci state proprio a seguire un po' le fasi della vita perché volete creare la vostra gravità, la vostra dimensione. Mercurio finalmente riesce a convincere Marte ad agire secondo la propria logica, secondo la propria regola, e anche la comunicazione diventerà assertiva proprio della vostra voglia di libertà. Vergine,
Per voi il cielo è decisamente molto interessante. Sole e Luna sono nei vostri gradi. Iniziate questa settimana anche con un conflitto lavorativo che finalmente vi fa capire che non solo di lavoro vive il segno zodiacale della Vergine, quindi cercherete un po' di bellezza e di comfort proprio in queste dimensioni in cui vorrete sì fare cose importanti, ma vorrete anche divertirvi e fare in modo che diventi il vostro gioco. Bilancia. Marte, ambizioso, pungolato da Giove nei vostri gradi, tenderebbe a farvi creare anche in questi giorni più o meno ancora vacanzieri tutti i contatti e tutta la rete che vi serve per ovviare a quelli che credete siano i problemi al lavoro, per impostare delle cose in maniera del tutto nuova e anche per prendere in mano delle situazioni amministrative e legali che vi stanno molto a cuore. Fate tutto in maniera molto serena, non vi servirà a nulla farvi prendere dall'ansia. Scorpione, la vostra giornata oggi è allietata dagli amici, e gli amici che rinunciano anche a una parte dei loro impegni pur di stare con voi, pur di darvi delle risposte importanti, di farvi sentire ascoltati e di farvi sentire che i vostri bisogni vengono ascoltati, vengono tutelati. E adesso non lamentatevi più del fatto che vi sentite sempre un po' soli, del resto una bellissima storia d'amore presto vi allieterà. Sagittario, la vostra giornata oggi inizia con una luna che vi chiede di essere un pochino più razionali. È vero che lavorativamente è migliorato moltissimo e che i vostri spazi di manovra sono decisamente più ampi, ma dovrete essere molto più oculati nel gestire tutte le faccende che riguardano bene l'amministrazione del vostro lavoro. Fatevi consigliare. Capricorno, la luna oggi vi suggerisce con molto garbo le ultime tattiche che servono ad ovviare agli ultimi giorni di una Venere in opposizione che vi ha un po' destabilizzato in amore. Sta tornando quindi il sereno, quindi rilassatevi e ascoltate la voce del cuore. Acquario, per voi è una luna molto distante ma che vi chiede tecnica, scadenze, impegno, insomma delle cose che proprio non amate particolarmente, essendo voi il segno della libertà. Continua la passione con Marte in trigono, mentre invece Venere parla di una dolcissima storia d'amore che però vi metterà di fronte a un bivio. Pesci, per voi la luna compie l'ultimo giorno di opposizione, è una luna che vi farà molto riflettere su quanto sarete disposti ad andare o rimanere. Tornare al lavoro dopo le ferie per voi significherà moltissimo, significherà quindi accettare un certo tipo di percorso piuttosto che un altro. Decidete con calma e fatevi consigliare dal partner. Con la cerimonia di apertura il 25 agosto del 1960 partono i Giochi Olimpici di Roma, grande impresa italiana, non solo sportiva, in pieno boom economico. Vi partecipano 83 nazioni, l'Italia sarà la terza nel medagliere finale con 13 ori, 10 argenti e 13 bronzi. Avete mai sentito il detto "a fish out of the water"? In italiano corrisponde a sentirsi un pesce fuor d'acqua. Si usa quando ci si sente fuori posto o a disagio in una situazione o ambiente che non ci è familiare. Ma sapete una cosa? Succede a tutti di sentirsi così qualche volta nella vita. Ciò che conta è adattarsi anche a nuovi contesti. Il re di Baviera, Ludovico II, muore in circostanze misteriose nel lago di Starnberg insieme al suo psichiatra, annegato nel tentativo di salvarlo. Ludovico II ha molti nemici, tra cui ministri e politici che lo criticano per la sua incapacità di governare. Dopo una lunga reggenza, una commissione medica guidata dallo zio lo dichiara pazzo senza nemmeno visitarlo e lo destituisce, relegandolo in un castello a sud di Monaco. Il giovane re, salito al trono a soli 18 anni, vive con la paura delle malattie mentali che hanno colpito la sua famiglia e tormentato dai sensi di colpa per le sue relazioni omosessuali. Ma ciò che gli vale il soprannome di re pazzo sono le sue spese esorbitanti per la costruzione dei castelli, tra cui il più famoso situato a 965 metri di altitudine. Ci salutiamo con la frase del giorno ed è il pensiero della morte che infine aiuta a vivere.
e per vivere appieno dovete essere sempre curiosi, quindi seguiteci anche domani per scoprire altri spunti ed informazioni. Buona domenica dalla vostra Martina.